Arcao oggi con Michele Medda per la prima prova del campionato sardo. La tua gara? Dura la gara, molto bella, complimenti al Motoclub Arcao. È andata bene perché alla fine sono 2 settimane che ho ripreso ad andare in moto, mi sono rotto un malleo a dicembre, quindi veramente è poco, però sì, sto zoppicando ancora un po', mi fa male, alla fine del quarto giro ho sofferto un po', però va bene così. Abbiamo fatto secondo di classe, settimo assoluto, secondi nelle squadre, si può solo migliorare, vediamo le prossime. Quest'anno sei sempre con il Centauro? Sempre con il Centauro, abbiamo sempre con il 125 con la Yamaha, la stessa moto che ho usato da 6 giorni, FIDA, un po' di allenamento in più, un po' di pratica, poi vediamo le prossime gare. Riccardo Mucci qui a Arcao, com'è andata la tua gara? Dal rientro dell'ultimo infortunio non benissimo, diciamo, comunque sono molto felice di aver finito la gara. Una bella gara organizzata per la prima volta da un motoclub che finalmente si è affacciato nelle competizioni. Ricordiamo che il motoclub Arcao, Lancia Sassi in Arcao ha sempre organizzato le motocavalcate a livello nazionale di 2 giorni, uno dei pochi motoclub in tutta la Sardegna che ha sempre organizzato manifestazioni di questo genere, soprattutto con tantissimi piloti che vengono a gioire di questo territorio che è fantastico. Ciao a tutti. Direi bene perché l'ho completata, era una gara molto dura, molto tecnica, la speciale 2 era praticamente un letto di un fiume, per cui molto dura, da percorrere 4 volte, 4 giri, un totale di 160 km che non sono pochi, è il massimo ammesso per una gara di enduro. Se per caso avesse piovuto, come sarebbe stata? Peggio, sarebbe stata molto più difficoltosa, a meno di piogge insistenti. Guarda, se l'acqua scorre diventa più semplice perché le pietre vengono lavate da quella fanghiglia e ha più grip la moto. Con Massimo Cavizza del Motoclub San Giorgio per Fuoco, le tue impressioni su questa gara di oggi? La gara prima dei campionati. La gara di oggi è stata una bellissima gara, hanno fatto 2 linee, non hanno fatto il fettucciato, però è stato molto soddisfacente. La seconda linea era più tosta, la prima bene o male era molto pulita. Roberto, comparato qui a Arcao, del locale motoclub organizzatore. Roberto, la tua gara odierna come è stata oggi? Bellissima, veramente bella. Come giudichi il percorso fatto da voi stessi? Beh, l'abbiamo fatto noi, ma è un percorso, io dico di un percorso da italiano, veramente merita. Abbiamo fatto un percorso, diciamo che ci siamo voluti un po', come si dice? Non esagerare, abbiamo voluto dare una risposta ai motoclub Iglesias con la prima dell'anno scorso. Perché l'anno scorso Iglesias ci ha fatto un percorso bellissimo dove ha invitato 10 piloti italiani che fanno l'italiano e giustamente non potevano fare un percorso non all'altezza di loro. Noi quest'anno abbiamo fatto un percorso a livello italiano, così che abbiamo cercato di, essendo la nostra prima gara naturalmente, considerando che qui in Arcao è la prima gara. La prima gara in assoluto. Noi abbiamo avuto un successo enorme con le moto cavalcate e quest'anno abbiamo voluto superarci con la gara. Qui in Arcao con Manuel Mulas, secondo classificato nell'assoluto oggi, nella prima gara di campionato. Come è stata oggi? Bello, ovviamente l'organizzazione, belle le linee, una veloce, una moto tecnica. Belle le pietre, anche se ci hanno fatto un po' sudare. I primi giri erano un po' scivolosi il percorso. I primi giri non era scivoloso, c'erano più pietre per strada. Poi andava a pulirsi la linea, però usciva il fango. Quindi diventava più scivolosa agli ultimi passaggi, con meno pietre. Poi, essendo un sottobosco, la visuale non era il massimo.